Se un ladro entra in casa nostra in piedi dovrebbe sapere che potrebbe uscirne steso. Non usa mezzi termini il sindaco di Solesino Elvi Bentani, e con questa frase chiude un lungo messaggio su Facebook con il quale avverte da un lato i cittadini di controllare le case e dall'altro i ladri delle conseguenze che potrebbero patire in caso di incursioni nelle abitazioni. Il comune di Solesino nella Bassa Padovana nell'ultimo periodo è stato bersagliato dai furti, e così il primo cittadino, non nuovo ad espressioni colorite ed azioni eclatanti come la decisione di dotare i vigili di pistole semiautomatiche e giubbotti antiproiettili, ha deciso di inviare un chiaro messaggio molto forte. Bentani ha chiesto ai suoi concittadini massima attenzione e collaborazione, segnalando auto sospette e cercando se possibile di fornire le targhe ai carabinieri e ai vigili, che così potranno intervenire prontamente per sventare i furti. Ma l'avvertimento finale lo riserva proprio ai malintenzionati. Secondo il sindaco, infatti, non dovrebbe esistere eccesso di legittima difesa.